Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presenteremo la ricetta mille foglie di pomodoro e zucchine con cipolla rossa caramellata e certosino. Ingredienti per 4 persone: uno spicchio d'aglio, 2 pomodori lamati, una zucchina, una cipolla rossa di tropea, 50 g di certosino, zucchero quanto basta, sale quanto basta, basilico e olio extravergine d'oliva. Il primo procedimento da svolgere è tagliare la nostra zucchina a piccole rondelle. Adesso prendiamo le nostre zucchine e rosoliamole in padella con un filo di olio extravergine d'oliva e uno spicchio d'aglio schiacciato. Prendiamo la nostra cipolla rossa di tropea e la taglieremo a julienne. Mettiamo sempre una padellina con dell'olio d'oliva e aggiungiamo la nostra cipolla rossa di tropea. Facciamola leggermente rosolare. Appena cotta riserviamola da parte. Adesso prendiamo il nostro pomodoro ramato e lo taglieremo a piccole fette. Prendiamo il nostro stampo di alluminio, mettiamo un filo d'olio e con l'aiuto di un pennello inumidiamo tutto il nostro stampo. Dopodiché alterniamo con una fettina di pomodoro, un pizzico di sale e le zucchine, fino a completare totalmente la chiusura dello stampo. Appena completo, inforneremo a 180 gradi per 5 minuti. Adesso prendiamo il nostro certosino e lo emulsioniamo all'interno del nostro mixer, fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungiamo anche un filo di olio extravergine d'oliva e frulliamo. Aggiungiamo in base la nostra crema di certosino. Prendiamo il nostro timballetto già cotto in forno, lo capovolgiamo all'interno. Voilà. Aggiungiamo la nostra cipolla caramellata e una fogliolina di basilico. Completiamo con un filo di olio extravergine d'oliva crudo.